Dopo Domenico Centamore e Sandra Milo, un altro ospite d'eccezione ha trascorso la serata presso l'Estoai. Si tratta dell'attore e conduttore televisivo Corrado Tedeschi. Un altro momento davvero indimenticabile nella suggestiva cornice sulla Valle dei Templi, dove si è tenuto lo spettacolo Il Simposio degli Dei con la regia di Marco Savatteri. Corrado Tedeschi ha gustato anche i sapori dell'antica Grecia, dello chef Rosario Matina, appassionato delle tradizioni gastronomiche che riguardano in modo particolare la Sicilia. Tornando alla visita di Corrado Tedeschi all'Estoai, c'è da dire che si è trattato di un altro grande successo che l'importante sito agrigentino continua a riscuotere grazie all'impegno degli imprenditori Antonio Alba e Simona Frenna. I frutti che la coppia sta raccogliendo sono il risultato di un lavoro che unisce la passione e la voglia di offrire qualcosa di originale, non solo per i turisti ma per i tanti siciliani richiamati dalla possibilità di trascorrere una serata all'insegna dello spettacolo e magari, come è successo ancora una volta, alla presenza di ospiti d'eccezione. Dal canto suo, Corrado Tedeschi si è detto entusiasta dell'esperienza, lui che torna volentieri in Sicilia, la terra di sua madre.